Molti punti oggi in discussione in prima commissione, parecchi anche votati all'unanimità, per esempio Veneto Terra di Pace che porteremo in Consiglio regionale. È stata presentata l'iniziativa del collega Micheletto sulla consegna della bandiera ai neonati in Veneto e poi un punto che ha visto la Commissione discutere è stato il progetto di fusione presentato dal Consiglio Comunale di Legnago con Angiari. È un'iniziativa unilaterale di un solo comune, non avevamo mai visto una cosa del genere. È vero che la legge consente ai comuni che hanno più di 20.000 abitanti di fare l'iniziativa legislativa, ma le fusioni è un progetto di condivisione, cioè due comuni o più comuni che si mettono insieme. Qui Legnago ha fatto la proposta, ma il Consiglio Comunale di Angiari, sindaco e amministrazione regolarmente eletti all'unanimità hanno detto no. La provincia di Verona perfino ha detto che non ci sono neppure gli estremi per dare un parere, per cui la Commissione all'unanimità ha bocciato questa iniziativa, per cui giudizio negativo che andrà in Consiglio regionale, perché veramente qui si parla di democrazia. Se noi avessimo consentito che questa iniziativa andasse avanti, potrebbe essere anche usata da altre amministrazioni, quindi che il più grande mangia il più piccolo. È un'annessione, è un esproprio, è un problema che ha dimostrato poca democrazia in quella che è l'amministrazione attuale di Legnago e mi auguro personalmente che non capiti più. Per cui il fatto che la Commissione, al di là delle varie forze politiche, abbia dato questo parere netto è un segnale importante e ne terremo conto anche nella revisione delle leggi sulle fusioni.